Antonella Mason, 22 opere qui a Villa Giovannina che riassumono un percorso artistico, creativo, ma anche personale. Sì, diciamo che per questa mostra siamo partiti da un periodo particolare, che è un periodo definito proprio interiore, cioè io arrivo da un percorso di ritrattistica, di lavoro a livello diciamo sì personale, con una disquisizione personale però abbastanza leggera, cioè parlavo delle mie esperienze prima nel mondo, però era un po' la visione in generale sugli altri. Adesso invece diciamo in questa particolare esposizione si sono voluti unire tre progetti molto importanti che partono dal 2009 e arrivano ai giorni nostri. Sono appunto gli ultimi, sono proprio di questi giorni, un'opera è proprio stata recentemente conclusa e questi tre progetti che sono Becoming, La donna di mille mondi e Vertically partono da un'interrogazione diciamo sull'interiorità mia vissuta attraverso esperienze abbastanza forti di cambiamenti di luogo e di persone, quindi una decisione iniziale di spostarmi in un altro luogo del mondo per poter comprendere forse quello che era una mia necessità, anche se non era realmente capita, era la mia necessità di evadere, di evasione, per poi più tardi comprendere che effettivamente era un bisogno di capire chi sono e dove vado. Quindi Becoming rappresenta la mia interiorità e come gestire le cose della vita e come comprenderle. La donna dei mille mondi è l'interrogazione di come fare, di dove andare per poter comprendere, e poi il tutto si apre in un progetto molto importante e molto grande che è ancora in corso, che ho intitolato Vertically, perché letteralmente vertically significa verticalmente, è proprio perché non ha un senso finito. Verticalmente è una cosa che continua ed è una cosa che parte da dentro di te, ma può partire anche da fuori di te, è continua un'evoluzione, c'è la partenza di un'evoluzione e una continuazione. E quindi con Vertically ho spiegato diciamo inizialmente le mie insicurezze, e poi mentre lavoravo il progetto Vertically le ho capite e le ho fatte evolvere, e ci sono dei titoli particolari di questo progetto che scandiscono proprio i differenti momenti, le prese di coscienza, e così sto andando avanti. E qui alle sue spalle è proprio un'opera di questo progetto Vertically che richiama anche quella duplicità di luoghi a cui faceva riferimento, appunto viene richiamato New York naturalmente. Allora sì, questo è un lavoro al quale io sono molto legata, si intitola Vibe, vibrazione, ed è un lavoro che spiega la mia necessità di cambiamento. Infatti queste grattature che si vedono qua sono l'interpretazione di questo limbo interiore che io sentivo e dal quale non potevo staccarmi perché non sapevo da che parte muovermi. Quindi questo limbo, questo grattato interiore, quindi verticale, perché era una situazione molto emotiva, che cerca di espandersi, che cerca di schiarire l'orizzonte, andare verso un ponte, un collegamento. Infatti questo marasma di colore grattato, di pigmenti intensi, vogliono un po' di luce, un po' di serenità, un po' anche di collegamento. Ecco perché c'è una rappresentazione del ponte di Brooklyn, perché vivendo a New York City ci sono tantissimi ponti, ma quello è ovviamente il ponte più caro a tutti gli italiani, anche per la
storia della città e come collega Brooklyn a Manhattan, e quindi ho trovato che fosse, ed è uno dei miei ponti preferiti, se non il ponte preferito, proprio per la sua struttura meravigliosa che ha. Quindi dall'intensità proprio del marasma interiore, la ricerca della luce, la ricerca del ponte, del collegamento, ma ci saranno altri lavori dopo questo, prima di arrivare al collegamento reale, solo che qui in questa mostra, in questa esposizione abbiamo voluto i miei curatori Francesca Cappelli e Davis Zanardo di Chiave di Volta, hanno con me voluto spiegare un po' i passi di questo percorso, scegliendo opere prime, quindi sono tutte opere scelte, perché questi progetti, diciamo che questi progetti hanno un totale di circa 46 lavori, qui esposti ce ne sono solo 22.